Quinta corsa, una prova sul doppio chilometro per cavalli di 4 anni, non vincitori di 4.000 euro in carriera. Sono 3 i ritirati, il 9 di Danger, il 12 di Duca de Gleris e il 13 di Dubbio. Rimangono così in 12 dietro le ali dell'Autostart. Numero 1 Dela Cruz, Felice Faccio, i 2 Decimus Bond, Alessandro Muretti, 3 Demon Bor, Luca Talpa, 4 Don Rodrigo, Carmine Piscoglio, 5 Duty Freebie, Marco Stefani, 6 Dea Light, Marco Basile. In seconda fila 7 Dream Woven, Antonio Castiello, 8 Dewey Joe Mattia Ricci, 10 Dandolo, Daniele Cuglini, 11 Dragon Pax, Maurizio Cheli. Terza fila 14 Dora Pan, VP dell'Annunziata, 15 Dudeville, Vincenzo Torrente. Autostart che ha raccolto i concorrenti, entra sulla retta opposta alle tribune e lancia la corsa con veloce Dela Cruz che difende la posizione allo steccato da Demon Bor, al largo Don Rodrigo. Insiste Demon Bor all'attacco di Dela Cruz, non riesce però a passare e così si deve adeguare in seconda posizione. Demon Bor sbaglia però e sbaglia per un attimo anche Don Rodrigo che si riprende il volo. Numero 3 Demon Bor squalificato. Dela Cruz al comando nei confronti di Don Rodrigo all'esterno, poi allo steccato Dandolo che è partito molto bene dal 10, quindi Duty Free B a precedere Dewey Joe e di galoppo anche Decimus Bond. Insiste Don Rodrigo all'attacco di Dela Cruz che vuole correre al comando, 36 per i primi 400 metri di corsa, e così Dela Cruz in vantaggio e il favorito Don Rodrigo che si dovrà sciroppare uno scomodo percorso allo scoperto. Va a fare la seconda pariglia esterna Duty Free B, in scia a Don Rodrigo, poi ancora Dewey Joe, mentre guadagna posizioni allo steccato Dragon Pax che figura terzo in corda. La stoppata sulla curva è stata abbastanza netta, 16,3 di frazione, e c'è la mossa in mezzo alla pista da parte di Dewey Joe che è insofferente in terza pariglia punta dritta, 1,3 per il primo giro. E così si allunga ora Dela Cruz in vantaggio, ovviamente vuole rimanere di fuori Don Rodrigo e lascia in terza ruota Dewey Joe. Poi allo steccato Dandolo, quindi Duty Free B. Dragon Pax, Dudeville, Dora Pan. Il chilometro se n'è andato in 1,18,6. Prosegue nella sua avanzata in terza ruota Dewey Joe. È sempre contratta però da Don Rodrigo. Allo steccato invece al comando c'è sempre Dela Cruz che li controlla entrambi. 15,2. Davanti alle tribune Dela Cruz e Don Rodrigo, mentre Dewey Joe inizia a pagare la puntata in terza ruota, dandolo allo steccato avanti a Dudeville. In pariglia c'è sempre Duty Free B, in questo momento chiusa però da Dewey Joe che rimane in terza corsia. 15,9 la curva di destra con Dela Cruz che guida, a largo sempre Don Rodrigo coraggiosamente in terza ruota da tanto tempo Dewey Joe. Allo steccato Dandolo che precede Dudeville, 2,5,6 per il primo miglio. Insiste ora Don Rodrigo all'attacco di Dela Cruz, i due che accelerano. Dandolo chiuso allo steccato così come Dudeville. In pariglia sempre Duty Free B a 200 metri dalla conclusione. La situazione è ancora molto aperta, c'è una frazione lentissima in 16,4, segno che sono stanchi davanti. Muove in mezzo alla pista Duty Free B, di dentro Dandolo, passa Don Rodrigo, attacca al largo Duty Free B che va su Don Rodrigo. Duty Free B che passa e vince nei confronti di Don Rodrigo. Al terzo posto è Dandolo, 1,18,8 ragguaglio cronometrico, 32,3 la chiusa lenta. Successo di Marco Stefani in sediola Duty Free B. Enzo Di Santo al training, i colori della signora Beatrice Trico che è proprietaria della figlia di Man of Many Mission, e Sharadabi che nel finale passa servita a dovere dal percorso. Marco Stefani che coglie così il successo con Duty Free B, secondo Don Rodrigo, terzo Dandolo, 5,4,10 l'ordine d'arrivo della quinta.